questo attrezzo si tagliavano le foglie dei gelsi per allevare i bachi da seta. Ecco come si presentavano le campagne friulane circondate da gelsi, le cui foglie erano l'alimento dei bachi da seta, i cavaliers. Verso i primi di maggio, quando le foglie erano ben sviluppate, si effettuava l'acquisto a once delle uova dei bachi. La scelta della quantità dipendeva dallo spazio disponibile e dal possesso di gelsi per avere foglie a sufficienza. Venivano allevati in appositi ambienti, stendendoli su graticci, i gridis. All'inizio, ai piccoli bachi, venivano somministrate foglie di gelso triturate finemente, con l'accortezza che fossero sempre bene asciutte. I cavaliers dovevano venire spesso rimossi dallo strato di escrementi che si accumulava. Per fare questa operazione si deponevano i cartoni forati e i bachi li oltrepassavano per raggiungere le foglie fresche da mangiare. Se la stagione era fredda, spesso i cavaliers venivano collocati in ampie cucine che permettevano di mantenere, tramite l'accensione del fogolar, una temperatura costante. Con il passare delle settimane, le foglie venivano tagliate sempre più grossolanamente, sino a deporre direttamente i rami con le foglie intere. L'allevamento era un'operazione che occupava l'intera famiglia ed una risorsa per integrare il reddito dei contadini. Era costume affermare: ti pai sulla galetta, ti pagherò quando avrò incassato i soldi della galetta. Con paglia annodata o rametti di legno si predisponeva il bosco. Quando il baco raggiungeva la misura di circa 6-8 cm, diventava lucido e si arrampicava per annidarsi tra i rametti. Iniziava così a produrre la bava, dentro la quale si chiudeva formando il bozzolo di seta. Nel giro di poco tempo il bosco era tutto pieno di bozzoli. Dopo essere stati raccolti, venivano puliti dalla spelaia con questo attrezzo. La galetta si portava ai centri di raccolta per essere trasformata in filato nelle filande. Una quantità di bozzoli era conservata per consentire al baco la trasformazione in crisalide e la fuoriuscita
della farfalla. E dopo essersi accoppiata, depositava le uova per dare vita ad un nuovo ciclo naturale per la produzione della seta, ottimo filato per fabbricare stupendi manufatti.